Sì, piego le gambe, mi appoggio, è importante la terra, i piedi, il respiro. Questo esercizio è chiamato il Pavana Mukta Kriya, questa è la variante con le gambe flesse. Osservando il nostro respiro, inspirando faccio scivolare le mani, l'estiro, le mani devono arrivare fin dove sento l'appoggio del braccio, non dell'avambraccio, del braccio. Mi stiro, espiro, nel mentre che io distacco le mani, distacco anche il piede e avvicino la coscia destra all'addome. Poggio le mani e il piede a terra, inspiro, faccio scivolare le braccia, espiro, avvicino la coscia a sinistra, poggio le mani e il piede a terra, inspiro e allungo le braccia, espiro, avvicino la coscia all'addome, afferro la caviglia e allungo la gamba, discendo giù, inspiro. Se voi osservate c'è una fase di sospensione del respiro, ho espirato, sospendo a polmoni vuoti mentre discendo con il piede e con le mani a terra. Inspiro, allungo le braccia. Adesso espiro, avvicino le cosce all'addome, quindi lo faccio con tutti e due. Sospensione, poggio le mani e i piedi a terra. Inspiro, allungo le braccia, espiro, allungo le gambe, sospensione, piedi e mani a terra e riprendo da capo. Inspiro, espiro, sospendo a terra. Inspiro, le braccia sto sempre attento che devono poggiare. Espiro. Inspiro, gamba destra la devo allungare, prendo o il polpaccio o la caviglia o la parte posteriore della coscia, poggio il piede e le mani a terra, inspiro, espiro, gamba a sinistra, piede e mani a terra, inspiro, espiro, tutte e due. Se vedete i piedi sono sempre attivi, poggio le mani e i piedi a terra, inspiro, espiro, prendo le caviglie o prendo la parte posteriore dei polpacci o dietro le cosce e riprendo da capo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro.